E allora dico, la prima fonte di finanziamento è lo Stato e la Regione. Tutti sappiamo che lo Stato e la Regione non dà più fondi, o comunque sono stati ridotti al minimo. E di oggi l'ultima uscita dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che dice che in Sicilia 40 enti sono in grande sofferenza economica, circa 200 enti, cioè 200 comuni della Sicilia, sono già in rosso e rischiano il default, rischiano il fallimento, e che già oggi si sono presentati dal presidente Crocetta, dal governatore, per dire: noi non sappiamo più come fare, qua ci sono le chiavi del comune, veda lei come debbono essere governati i comuni, veda lei come debbono essere garantiti i servizi ai cittadini. Allora quella parte di finanziamento non c'è più, lo Stato e la Regione non ce l'ha più i fondi per i comuni, e allora quel rubinetto finanziario si è chiuso. E allora come fa un comune? Da dove li prende i soldi? Altro modo per prendere i soldi è quello delle tasse. È chiaro che è un argomento che dispiace a tutti, è chiaro che nessuno vorrebbe mettere le tasse, ma è uno dei modi per finanziare un comune, è uno dei modi per far sì che i servizi ai cittadini si possano garantire, e questo è un altro aspetto. Altra cosa invece, che a partire ora dal livello nazionale fino ai comuni viene portata avanti, Renzi docet. Cosa sta facendo Renzi? Cosa fa il premier nazionale? Decide, perché non può fare altrimenti, di tagliare la spesa. Non c'è altra alternativa: o si pensa di tagliare la spesa, o si pensa di togliere le spese superflue, o se no non si può andare avanti. Allora questo è un altro modo per cercare di recuperare, perché se noi togliamo i privilegi, finiamo di fare un spend e span come è stato per tanti anni, ci è stato permesso, lo si è fatto, si sono fatti i debiti, ma ormai non si può fare più, e allora dobbiamo cercare di tagliare. Questo è un altro modo. Ultimo modo che trovo sempre nei programmi, e che però non viene detto come si faranno le cose, è quello di cercare di dismettere i beni comunali. Cioè, per fare un esempio pratico, tutti gli immobili che il comune ha e non utilizza, si deve cercare di realizzare qualcosa, o si affittano, o dice la legge li devi vendere, li devi alienare, li togli per cercare di toglierti i debiti, perché se non hai come fare. E la Corte dei Conti è da più di 3-4 anni che ci sta con il fiato sul collo. La Corte dei Conti ogni anno ci ha mandato la sua bella determinazione, la sua bella delibera che dice: o tu comune togli i debiti che hai, o sei costretto a morire. Tu amministrazione comunale, che cosa stai facendo per cercare di togliere questi debiti? E qui entriamo nel vivo della discussione, perché noi abbiamo fatto qualcosa, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. È chiaro che al meglio non c'è mai fine, si può fare sempre meglio, si possono fare anche errori, ne avremmo fatti tanti errori, ma abbiamo fatto anche quelle cose per cercare di andare avanti ed evitare che il comune vada in fallimento. E però negli altri programmi vediamo che viene detto, io dico con molta superficialità, che noi toglieremo i debiti senza far pagare niente ai cittadini. Io queste cose ad oggi forse le vedo fare solo ai maghi, ma alle persone normali non le vedo fare. Cioè alle persone normali vedo fare soltanto delle iniziative che permettano di poter uscire da questa difficoltà. E allora questa amministrazione 2 anni fa ha fatto una convenzione con l'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta, ha fatto un protocollo d'intesa sottoscritto dal sindaco e dall'ufficio tecnico erariale per fare stimare gli immobili che il nostro comune ha. Oggi noi sappiamo quanto vale, per esempio, quanto valgono le nostre case popolari, noi sappiamo quanto vale l'affitto delle lesine, questo è sotto il comune, noi sappiamo quanto vale, per esempio, quanto è il valore
dell'ex ufficio di collocamento, cosa che non era stata mai fatta in questo comune. Cioè lo ha fatto il sindaco D'Asolo, lo ha fatto questa amministrazione, li abbiamo fatti stimare a un organo terzo perché lo potevano fare gli uffici comunali, ma abbiamo preferito di no, perché sennò qualcuno poteva dire sì, ma l'assessore Petalia fece fare questa stima per fare un piacere alla Mecusò che poi si accatta qualcosa. E allora per evitare questo e per essere trasparente l'abbiamo fatto fare a un organo dello Stato, a un organo terzo, all'ufficio tecnico erariale. Questo è stato fatto. È chiaro che non è colpa nostra se da 2 anni a questa parte gli uffici purtroppo, forse presi da tanto lavoro, non sono riusciti a vendere questi immobili. E allora quando in un altro programma fatto da gente che fa politica, fatto da gente che vive questi problemi magari dall'altra parte, cioè perché in questo momento è toccato a noi governare e noi stiamo governando, dall'altra parte hanno fatto opposizione ma sono sempre qua dentro. E come si può scrivere in un programma che io farò un piano di dismissione degli immobili comunali? Ma il piano di dismissione degli immobili comunali è già fatto, l'ha fatto il sindaco D'Asolo, le stime sono state fatte, deve essere solo completata la procedura amministrativa che non compete all'amministratore, ma compete all'ufficio, compete alla dirigenza, compete a quella dirigenza che viene pagata anche con le indennità aggiuntive per far fronte alle esigenze della città. I dirigenti vengono pagati perché vengono pagati più degli altri perché dovrebbero portare avanti le scelte che ha fatto l'amministrazione, cosa che purtroppo, e dirò anche altre cose, in questo comune non succede. E se voi fate mente locale, non è un problema solo del comune di Mazzarino. Renzi, mi pare, il nostro governatore nazionale, mi pare che parli in questo modo, mi pare che parli che i dirigenti bisogna accorciare un po' lo stipendio ai dirigenti, specialmente a quei dirigenti che non fanno il risultato. Allora se non c'è il risultato bisogna cercare di fare qualcosa. E allora io mi permetto di dire, e mi permetto, e l'ho detto anche in altre occasioni, su queste cose non si può speculare. Non possiamo dividerci la politica, nessuno vuole né accusare nessuno né fare danno economico a nessuno, nessuno vuole pressare o opprimere, come è stato scritto in qualche programma, i dipendenti comunali o la dirigenza, ma sicuramente vogliamo che si cambi rotta, vogliamo che si cominci a pensare, non si può babbiare più, cioè il comune non ce la fa più. Cioè chi lavora all'interno del comune deve capire che va quella cosa, questa bella cosa di tutti, cioè la pubblica amministrazione, va difesa, bisogna remare tutti assieme per cercare di non fallire. Allora questo è quello che noi vogliamo fare ed è questo che abbiamo cominciato a fare. E che cosa ha fatto di male questa amministrazione se anziché avere 7 settori in questo comune, un comune che nasce con 7 settori, 20 anni fa, 25 anni fa, quando c'era una popolazione di 15.000 abitanti, 20.000 abitanti, quando il comune era molto più grosso e le esigenze erano di più. E allora in quel momento, per quella dimensione di realtà, quel discorso andava bene. Oggi non va più bene. Oggi dobbiamo cercare di risparmiare, dobbiamo cercare di tagliare le spese, dobbiamo cercare di razionalizzare le spese. E allora se 7 settori sono superflui è perché l'amministrazione non li deve ridurre. Che cosa fa di scandaloso? Cioè ha tolto lo stipendio a qualcuno? No. Ha tolto i servizi ai cittadini? No. E allora quello che si dice in giro è speculativo. Non si può dire, a iniziare di alcuni sindacati, che questa amministrazione ha tolto qualche posto di lavoro. È una bugia. Non si può dire che questa amministrazione ha fatto in modo che i servizi alla cittadinanza non ci siano più perché non abbiamo più un corpo di polizia municipale. So che pare di dirlo in questo modo. E allora entriamo nel vivo di queste cose, senza paura. Io non ho paura di entrare nel vivo di queste cose. Non bisogna solo dire ai cittadini
perché questa amministrazione ha pensato, per risparmiare, di portare a 7 a 4 i settori, risparmiando qualcosa come 40.000 euro all'anno. Non bisogna dire che ha fatto una cosa negativa, se no, se si dice questo bisogna spiegare, perché qualcuno nel programma scrive: il sindaco d'Asolo e la sua amministrazione ha tolto il corpo di polizia municipale, ha fatto perdere posti di lavoro. Io non solo metterò il corpo di polizia municipale, ma lo potenzierò. Come? Quando vengono a cercare il voto vengono qua, quando dicono queste cose come? Perché per potenziare significa avere altro personale. Ma qui fa l'opposizione in questo momento, cioè io l'ho fatta pure l'opposizione e devo dire che quando facevo opposizione ero molto più visibile, perché la città mi vedeva di più, perché ora ho avuto il peso di governare. Noi fino a stamattina governiamo, cioè noi abbiamo la responsabilità di governare e dalla mattina alla sera non usciamo da quel comune, da 5 anni a questa parte. Ma quando facevo opposizione, perché ero un attento osservatore, le cose le sapevo forse a maggior ragione di ora, perché ora mi occupo di un settore. Sono stato nominato assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica, e mi occupo di quelle cose. Ma come consigliere d'opposizione mi occupavo di tutto, perché è giusto sapere tutto se uno vuole rappresentare la città, o quantomeno provarci. Non può stare seduto a cercare di puntare il dito e dire solo contro, non sapendo di che cosa magari si sta parlando. Ma questi che fanno l'opposizione e scrivono queste cose oggi per accattivarsi la vostra simpatia elettorale, non lo sanno che questo comune non può assumere una persona in più? Non lo sanno? C'è scritto da tutte le parti: noi non possiamo assumere nessuno. Come potenzi il corpo di polizia municipale o qualche altro settore quando non lo puoi fare? Nelle tabelle ministeriali, che meno male che ancora il Ministero non li tira fuori, ma nelle tabelle ministeriali un comune come questo di Mazzarino dovrebbe essere governato e dovrebbe essere portato avanti da un corpo burocratico, cioè dei dipendenti, massimo di 60 unità. Noi ne abbiamo 140, e allora di che cosa stiamo parlando? Come lo potenzi? Ma che pensano questi che si può parlare in questo modo, cioè criticando gli altri di aver fatto cose sbagliate? Venite qua senza polemica, però dite ai cittadini come fate, come si fa. Cioè questi signori, per esempio del Consiglio Comunale, da 3 anni a questa parte hanno bocciato l'addizionale IRPEF. Questo comune è al collasso anche per questo motivo. Noi, e che era il piacere di mettere l'IRPEF ai cittadini o da aumentarla? L'abbiamo la più bassa di tutta la regione, la volevamo aumentare, ma perché? Non sicuramente per fare feste e festiccioni, ma per cercare di toglierci i debiti, perché la Corte dei Conti prima o poi ci farà male. Perché prima o poi tu non continui a toglierti i debiti e allora caccia una bella sanzione, paga i debiti più la sanzione, la prima cosa che farà, per poi non sappiamo che gioco farà dopo. E allora questi signori hanno detto: da 3 anni a questa parte hanno bocciato l'addizionale IRPEF dicendo noi siamo contro le tasse. E allora io questo lo ripeterò in ogni comizio che farò. State attenti, perché se decidete per esempio di mandare a governare questa città la parte politica che ieri ha parlato a Palazzo Alberti, state attenti, perché fatevelo dire da loro, fatevi dire che non applicheranno l'IRPEF, che non aumenteranno l'IRPEF, perché visto che l'hanno bocciato 3 anni al sindaco d'Asolo, è chiaro che non lo debbono fare questo, perché debbono essere coerenti. Ve lo dovete fare dire. E sapete perché dico così? Perché io mi gioco qualsiasi cosa, che la prima cosa che faranno se andranno a governare è quella di aumentare l'IRPEF, ma non perché sono cattivi o vogliono mettere le tasse ai cittadini, ma perché non avranno come fare, perché o cerchiamo
di ragionare per il bene comune e la finiamo di strumentalizzare e diciamo la verità ai cittadini di come siamo combinati, oppure è chiaro che siamo costretti a sbattere la testa al muro, come si dice. Allora fatele dire queste cose, perché non solo, ripeto, si rischia, perché non potranno fare altrimenti, perché nel 2015 collasserà anche l'apparato burocratico. Nel 2015, quando non ci sarà più il finanziamento per i precari, perché nel 2015 i nostri ex precari, perché 70 unità di lavoro sono state stabilizzate dal sindaco D'Asero in questo comune, gli ex precari nel 2015 rischiano quantomeno la mobilità, perché quando non ci sarà nel 2015 più il finanziamento, il contributo regionale, con questo modo di agire della politica in questi anni, che ha fatto sì che non si è potuto far fronte ai buchi del bilancio perché non si è votata l'addizionale IRPEF, loro rischiano di grosso. E questo chi viene a parlare da qua lo deve dire come risolverà questi problemi. Questo è quello che bisogna dire, come per esempio, non dico, ci ritornerò su queste cose, quindi passo ad altro argomento per non parlare sempre della stessa cosa che può forse stancare. Vogliamo fare l'esempio dell'ospedale? Ecco, ma che è difficile ragionare dell'ospedale, cittadini? No, perché se no basta dire poche cose. Quelle che dico io penso che possono essere significative per capire di che cosa stiamo parlando, e poi voi provate a capire cosa dicono gli altri. Qual è il problema dell'ospedale? Il problema del nostro ospedale è uno solo, cioè l'ospedale di Mazzarino deve chiudere o deve restare aperto. Cioè i cittadini di Mazzarino hanno voluto nel 2009, quando tutte assieme attorno al sindaco D'Asero hanno fatto sì di far ritirare all'assessore regionale il decreto di chiusura che era stato emanato, hanno fatto e hanno continuato a fare battaglie in questi anni assieme a noi, perché vogliono l'ospedale aperto, vogliono l'ospedale che si chiami ospedale, cioè vogliono l'ospedale con la sua brava sala operatoria, quindi con la chirurgia complessa. Questo mi pare che volete voi cittadini. Se non è così, votate gli altri. Ma questo è quello che avete detto al sindaco D'Asero, questo è quello che ha fatto il sindaco D'Asero assieme a voi, e questo è quello che ha fatto in questi anni. Ha difeso come meglio abbiamo potuto questa vostra volontà, non abbiamo fatto altro. Certo, nei corridoi della provincia si dice che se finisce il sindaco D'Asero finirà il presidio ospedaliero di Mazzarino, e non è tanto sbagliato, perché se guardiamo dall'altra parte, a me non me ne voglia l'amico Vincenzo Marini, è chiaro che siamo tutti felici che lui è qua a fare il cardiologo nella maniera più assoluta, la sua professionalità va bene a Mazzarino, è una cosa importante, lui deve fare il cardiologo, ma ha un dovere forte verso la città, è la città che gli ha permesso di essere qua, perché se nel 2009 la città non si metteva attorno al sindaco D'Asero, se questa città non faceva quella rivoluzione, l'ospedale già ci fosse. Lui ha una grande responsabilità, quella di far sì che quell'ospedale funzioni, con la sua professionalità, quello sì che lo deve fare, perché poi non si può scrivere in un programma: io cercherò di potenziare, con tutto il rispetto che lui è un professionista del settore, io cercherò di potenziare l'ospedale, tutti vogliamo che l'ospedale sia potenziato, ma una cosa dobbiamo dire: l'ospedale si può potenziare o perché è ospedale con la chirurgia o perché diventa pronto soccorso. Nella mente di tanti che sono attorno a Vincenzo Marino non mi pare che ci sia la volontà di potenziare l'ospedale come tale, cioè come ospedale con la chirurgia. Mi pare che c'è la volontà di potenziare l'ospedale come pronto soccorso. O non lo sapete nessuno che in questi anni o nel recente passato qualcuno già aveva firmato di cambiare l'ospedale in MK, cioè in pronto soccorso? Cioè, erano personaggi politici di Mazzarino che hanno fatto questo. E allora su questo dovete convincervi, queste cose dovete cercare di capire, no?
come certi che hanno firmato e hanno fatto un passo indietro. Vi ricordo Giorgio Arena, per esempio, forse l'avevano pigliata la mattina mentre che era un po' più mescioti, dice firma questa carta per potenziare l'ospedale. Poi quando si è reso conto invece che aveva firmato una carta che invece diceva di trasformare l'ospedale in pronto soccorso, a un momento si fece dare la carta e dice per cortesia facetemi lavare sta firma. Ora non è, se dobbiamo finirla di fare campagna elettorale come dice qualcuno, se non dobbiamo beccarci come politici, se non dobbiamo bisticciare come politici, è chiaro, è una cosa che tutti vogliamo. Entriamo però nel vivo degli argomenti, cerchiamo di far capire ai cittadini di che cosa parliamo, cioè cerchiamo di dire le verità, non si possono scrivere queste cose così illudendo l'opinione pubblica. Qualcuno dice ieri, passo da un altro argomento, per esempio la raccolta dei rifiuti, e che c'è dubbio che la rivoluzione, così come è stata fatta per l'ospedale, la rivoluzione in quel settore l'ha fatto il sindaco D'Asolo. Ma chi l'ha fatta la rivoluzione? Cioè, in quel programma, nel programma di che ha parlato ieri, di chi ha governato questa città nel passato, quando nel 2009, nel 1992 è uscito il decreto Ronchi, cioè la raccolta differenziata, la nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, non è che è nata con il sindaco D'Asolo, è nata nel 1992 e dal 1992 al 2009 non è che ha governato il sindaco D'Asolo, hanno governato altri, non l'hanno potuta fare, non so perché, ma non si è fatta. La rivoluzione l'ha fatta il sindaco D'Asolo, assumendoci la responsabilità di essere anche impopolari, perché tutti sapete, o almeno tutti quelli che fate la differenziata, sapete quante collere ne hanno pigliate in questi anni, perché quando abbiamo cominciato la differenziata abbiamo avuto un paese conto, cioè i cittadini non erano abituati, è stato un grande sacrificio da parte di tutti i cittadini, da parte nostra. Piano piano dopo anni le cose sono migliorate, ora siamo arrivati al 40%. Non è che noi stiamo dicendo che abbiamo risolto il problema della raccolta dei rifiuti solidi urbani, assolutamente no, si potrà fare meglio, si dovrà fare meglio, ma nessuno può dire che non siamo stati noi a iniziarlo, non siamo stati noi a raggiungere una percentuale del 40%, non siamo stati noi ad assumerci questa responsabilità. Ed è irresponsabile quando si dice che qualcuno vuole tornare indietro perché mette i cassonetti. È una cosa soltanto elettorale, è una proposta elettorale per far sì che qualcuno acquisisca qualche voto in più. Qualcuno mi dice che ieri è stato detto, dice ma come si fa? Perché la gente se non è dietro o centro di raccolta gli getterà la munnizia. Noi metteremo i cassonetti perché così la gente almeno che decompongono essere la buttano fuori dal cassonetto, fuori di casa dal cassonetto. Ma pensate e riflettete bene, ma capite che ragionamento viene fatto? Questo è un ragionamento per condannare, per fare in modo che può morire subito tutto il sacrificio che è stato fatto in questo anno. Ma scusate, se fa un porta a porta, cioè che motivo c'è di mettere un cassonetto fuori dalla porta quando la munnizia si viene a pigliare a casa? Per capirci. E allora voi pensate che noi non vorremmo fare questo, non l'avremmo voluto fare? No, perché se non raggiungiamo quel grado di cultura necessario, se fare la differenziata non diventa una cosa normale di tutti, appena noi vendiamo una buca di cassonette, è chiaro che in quei cassonetti succederà quello che succede al CCR, cioè che pare una discarica a cielo aperto. E noi perché siamo costretti a mettere quei cassonetti? Proprio perché ancora c'è un 60% dei cittadini che non vuole ragionare e non ragionando crea soltanto disagio economico e ambientale a questa città, perché noi siamo costretti a fare la differenziata e parallelamente a pagare un autocompattatore al giorno che deve portare quell'immondizia a gente, e questo non provoca risparmio purtroppo. E allora qual è il ragionamento tutto assieme? Tutta assieme la politica, questi non sono temi che possono dividere, tutta assieme dobbiamo cercare di portare il 40% al 100%, cioè fare la differenziata deve diventare una cosa normale, cioè se tutti lo facciamo produciamo sicuramente del risparmio.
ma se facciamo gli speculatori della politica, se facciamo quello che viene detto ieri, cioè dobbiamo mettere i cassonetti, ma tu i cassonetti che ha governato prima, lo sappiamo cosa c'era prima del 2009, lo sappiamo che c'era con i cassonetti. Ma se fosse una libera scelta potrei anche capirlo, cioè al sindaco d'Asaro piace non avere i cassonetti perché comunque è un bel aspetto ambientale, è chiaro che la città è anche sporca, è chiaro, ma dipende da noi cittadini, non dipende solo dall'amministrazione comunale. Allora se noi riusciamo a mantenere la città pulita, se noi riusciamo a non avere i cassonetti, la città è un gioiellino. C'è chiunque ce la invidia da questo punto di vista, e allora cerchiamo di lavorare tutti in questa prospettiva, perché se invece portiamo i cassonetti come c'erano prima del sindaco d'Asaro, vi ricordate Vanetti che c'era? Cioè è questo quello che volete? I cittadini non mi pare che vogliono quello, i cittadini vogliono due cose, cioè poter fare la differenziata perché è così, perché il 40% già lo fa, e un'altra cosa che vogliono cercare di risparmiare. Cioè vogliono cercare di poter bloccare quantomeno la tariffa della raccolta dei rifiuti solidi urbani, ed è quello che ha fatto il sindaco d'Asaro, perché dal 2009 ad oggi la tariffa non è stata aumentata, addirittura è stata ridotta di 10 centesimi, ma è stata ridotta. Cioè noi abbiamo garantito il servizio riducendo la tariffa della raccolta dei rifiuti solidi urbani, cosa che non succedeva da 10 anni, perché il trend era che più crescente, no? Cresceva sempre, ogni anno cresceva qualcosa. E allora queste cose li volete valutare. È chiaro, ripeto, che sicuramente non abbiamo fatto tutto, sicuramente al meglio non c'è mai fine, sicuramente questo servizio deve essere migliorato, ma tutto questo va fatto ormai in questo percorso, cioè con questa logica di non tornare più indietro, andiamo avanti e miglioriamo le cose, andiamo avanti, cerchiamo di salvare questo comune, andiamo avanti su quello che vogliono i cittadini, con sacrificio. Tutti saremo costretti a fare ancora sacrifici, non se ne esce nessuno. Cioè dobbiamo purtroppo, se vogliamo toglierci il debito, se vogliamo continuare fino ad andare, ripeto, alla rovina finanziaria del comune, si può continuare in questo modo. E allora altre cose che sento dire, per esempio, se andremo noi al comune finalmente cercheremo di trovare la possibilità di finanziare e realizzare Palazzo Alberti o la circonvolazione nord, e io continuo a dire, ma ogni anno stato, ma cioè, i rappresentanti ce l'hanno avuto anche loro in questo modo, l'opposizione ce l'ha i rappresentanti qua, ma scusate, ma che ne fare di Palazzo Alberti non l'hai capito? Cioè rispetto al passato questa amministrazione, quel progetto era dato a un professionista che doveva essere pagato con i soldi. Non dico più il nome, visto che andiamo a fare polemica, non ne dico più nome, ma è un professionista che, ripeto, a Mazzarino ha guadagnato per sé, i figli, i nipoti e i pronipoti. E allora, se noi abbiamo tolto quell'incarico a quel professionista perché il progetto ormai era fuori dal tempo, non era più adeguato alle nuove normative, e l'abbiamo fatto fare noi, senza soldi, alla sovrintendenza alle belle arti. Gli abbiamo fatto fare un bel progetto esecutivo che il comune già ce l'ha, senza soldi, senza aver speso una lira, un euro, e lo vedete nel programma che vi abbiamo distribuito, ed è lì, l'abbiamo messo in un canale di finanziamento e aspettiamo che possa essere finanziato per la somma di 6 milioni di euro. Ma cioè chi verrà dopo? Che deve fare? Cioè quando qualcuno dice cercheremo il finanziamento del Palazzo Alberti, cioè faremo fare il progetto del Palazzo Alberti, ma scusa, ma l'ha tagliato la carta comune, o faremo la circonvolazione nord, ma l'ha tagliato la carta comune. C'è un progetto esecutivo fatto fare dal sindaco d'Asaro senza soldi al genio civile di Caltanissetta, e sta facendo il suo iter, come tanti altri progetti che vedrete nel programma che vi abbiamo distribuito, che ci siamo fatti finanziare, cioè che abbiamo progettato noi senza far spendere soldi al comune, che sono stati finanziati e che si realizzeranno. Cioè io non è che voglio fare polemica, però se vi ricordate il libro dei sogni del 2009,
dell'ex sindaco, in quel libro dei sogni c'era messo, e in quel libro dei sogni, non me le voglia l'amico Vincenzo Marino, in quel libro dei sogni io ti citasse tutto, perché era in quell'amministrazione, era il vice sindaco di allora. Allora in quel libro dei sogni era messo che quell'amministrazione stava lasciando a quella che entrava dopo, cioè il comune, nella massima allegria finanziaria, perché aveva fatto due grandi operazioni: aveva permesso l'eolico nel territorio di Mazzarino e aveva permesso anche il fotovoltaico, quindi con l'eolico dovevano entrare nelle casse del comune 800.000 euro all'anno, più una royalty, come ricordo di quando era, più lavoro per tutti, insomma, chi più ne ha più ne mette. Con il fotovoltaico invece dovevano entrare nelle casse del comune 400.000 euro all'anno. Quando leggevo questa cosa allora dico che andrà a governare, se ci andremo noi, veramente grandi soddisfazione per tutti, perché con 1.200.000 euro all'anno, insomma, per 20 anni con l'eolico, e non mi ricordo se era per 15 anni con il fotovoltaico, siamo a posto. Cioè, ma noi in 5 anni che abbiamo governato, siccome questa cosa non l'abbiamo minimamente intralciata, noi che siamo arrivati e dissimo no, queste cose non le volimmo, per cui pensammo noi questi soldi, non l'abbiamo mai visto, o meglio potrei dire chi l'ha visto queste cose? Assolutamente no. Noi sì, e qua al comune, noi sì abbiamo fatto fare un progetto senza un euro di spesa per il comune, di 3 milioni di euro per il fotovoltaico sulle coperture a tetto delle scuole di competenza del comune di Mazzarino, che si realizzerà e produrrà risparmio. Quello sì che produrrà risparmio, quel risparmio che consentirà, una volta che riusciremo, io spero, a toglierci i debiti, ci consentirà di poter cercare di funzionare meglio. Questo è quello che si è cercato di fare. Abbiamo trovato dei finanziamenti perché li abbiamo cercati, perché li ha cercati questa amministrazione. Noi abbiamo trovato, ma i finanziamenti, ecco, un'altra cosa che magari il cittadino non sa. Qualcuno mi ha criticato noi dicendo: sì, ma voi avete trovato finanziamento a Comiede, anziché trovare un finanziamento per fare le strade, che è vero, le strade cittadine non ne può più, ma non è che è un disastro nostro, non è che perché ci ha camminato Taneno Pedalia e l'amministrazione comunale hanno diventato così, no, assolutamente no, sono così da vecchia data. So così magari perché qualcuno, quando era necessario per esempio controllare di più la realizzazione del progetto della metanizzazione a Mazzareno, magari è stato molto leggero e ha fatto lasciare le strade in un modo disastroso. Qualcuno forse ha la responsabilità di non avere diretto bene il controllo di quando si sono fatti i lotti relativi alla rete idrica nelle strade cittadine. Questo può essere vero, cioè allora non è che questi disastri li abbiamo provocati, no, ma finanziamenti di questo tipo non ce ne sono stati, non li abbiamo potuti fare perché non ce ne sono stati, perché se ci sono stati, così come abbiamo fatto per tutti gli altri, avremmo fatto in quel modo. Per esempio abbiamo trovato il finanziamento per fare un campetto polivalente coperto nella zona sportiva, 600.000 euro, e che poi presentavamo un progetto, c'è un sussordo per il comune di Mazzareno, si farà un bel palazzetto coperto dove si potranno fare diverse attività di 600.000 euro, sarà anche un modo per lavorare le maestranze locali. E che poi non facciamo questo? Cioè non ci abbiamo preso questo finanziamento, cioè non facciamo perché no, vabbè, ma siccome non è dell'Estato non facciamo. No, noi tutti i finanziamenti pubblici che ci sono stati nella possibilità di poter presentare progetti, ripeto, a costo zero per il comune, l'abbiamo fatto. Abbiamo finanziato il centro immigrazione,
abbiamo avuto finanziato la pista dell'Ele Superficie che si sta realizzando per 600.000 euro, cioè non è che l'hanno fatturate queste cose. Abbiamo avuto finanziato il lotto di completamento per l'illuminazione storica del centro storico, abbiamo avuto finanziato il secondo lotto dei padri riformati, abbiamo avuto finanziate altre opere come la manutenzione straordinaria al Cartesio, come ho detto prima il fotovoltaico e altre cose. Cioè queste attività, signore, ma di che cosa se non stiamo parlando? Cioè un'amministrazione che cosa fa? Cioè queste cose, ripeto, li abbiamo fatti noi. Prima queste cose non si facevano così. Prima queste cose si facevano dando gli incarichi ai progettisti, che era anche il metodo giusto, cioè i progettisti se lavorano hanno a essere anche pagati, però questi progetti si facevano e non si realizzavano perché i finanziamenti non si trovavano, però i progettisti dovevano essere pagati. Nei 3 milioni di debiti che questo comune ha ci sono ancora circa 450.000 euro di vecchie parcelle di 20 anni fa, 10 anni fa, che si debbono pagare ai tecnici che all'epoca hanno fatto i progetti, che poi non sono stati utilizzati questi progetti perché non c'erano i finanziamenti, però le spese della progettazione sono a carico del comune. Noi queste cose con grande orgoglio diciamo che non ce l'abbiamo, non abbiamo operato in quel modo. Non c'è nessuno che può dire che ci sia un debito fatto dal sindaco d'Asolo per pagare un professionista per farne fare un progetto, nella maniera più assoluta. Cioè questo non l'abbiamo fatto. Noi non abbiamo pagato consulenti, non abbiamo pagato esperti, assolutamente no. Il calcolo dei 10 anni di governo prima di D'Asolo, nelle casse del comune c'è stato un esborso di denaro pubblico di circa 600.000 euro. Vuol dire che chi ce l'ha preceduto si poteva permettere di spendere 600.000 euro. È una battuta, no? Perché non si poteva permettere, se no non avessimo 3 milioni di euro di debito. Però noi coscienti che non ce lo potevamo permettere, non ce lo potevamo permettere, non ci siamo permessi nemmeno gli esperti, non ci siamo permessi nemmeno i consulenti. Gli esperti l'abbiamo fatto noi, io l'ho fatto per 4 anni, gratis, e ne sono orgoglioso. Quindi questi sono i fatti. Questa amministrazione, se voi andate a vedere le carte al comune e vediamo quelli di prima, quando per esempio quando si andava fuori si utilizzava il mezzo proprio, anche gli amministratori, si scrivevano l'indennità chilometrica, si scriveva una missione, cioè non è che sono cose che tutte abbiamo dimenticato. Cioè si consumava denaro pubblico ed era anche giusto. Se amministratore me ne vai a Palermo per conto del comune, è chiaro che se ci vende la macchina è giusto che magari a benzina me l'hanno a pagare. Certo, è opinabile quando uno si iscrive 6 euro perché è stato a Riesi a partecipare a un consiglio comunale, onestamente io non lo so, è giusto, ma questo li ho viste nelle carte, qualche vecchio amministratore questo lo faceva. Ma noi questo non l'abbiamo fatto. Sfido chiunque a vedere se Taneno Petalia si è scritto 1 euro di indennità chilometrica o di missione in questi 5 anni al comune di Mazzarini, e sfido chiunque a dire se Taneno Petalia con la sua macchina non ha fatto anche l'autista pigliando i funzionari del comune e portandolo a Palermo per cercare di andare a risolvere i problemi della città di Mazzarini. Ma non solo Taneno Petalia, lo ha fatto anche Alessandro Bragiforte, al quale va il merito totale da questo punto di vista. Non soltanto perché la più giovane degli amministratori, non soltanto perché ne ha disoccupata, perché io alla fine sogno uno che travaglia, ma lei no, ma con grande spirito di sacrificio, con grande impegno di lavoro, lei, gli altri amministratori, gli consiglieri comunali di questo sindaco d'Asolo, gli amici di questo sindaco d'Asolo, gli ex amministratori di questo sindaco d'Asolo hanno lavorato in questo modo, con il volontariato. Cioè gli altri lo scrivono nel programma, dicono che faranno un'azione di quella innovativa perché faranno in modo che il volontariato partecipi alla vita della gestione del comune di Mazzarini. Loro lo hanno scritto nel programma. Noi lo pratichiamo da 5 anni,
loro che sono i nostri amici più vicini lo praticano da 5 anni, noi lo facciamo e l'abbiamo fatto per il bene di questo comune. Ripeto, abbiamo sbagliato sicuramente tante cose, avremmo fatto tanti errori sicuramente, ma è chiaro che l'impegno, la buona volontà, la trasparenza, l'onestà che abbiamo messo nelle cose che abbiamo fatto, su questo non c'è un minimo dubbio, e vogliamo dirlo a voce alta in queste 3 settimane che ci separano dalla votazione. Lo vogliamo dire perché vi vogliamo convincere, ma non perché per forza di cose dovete votare noi, no, perché la mia forza nel voler parlare così deriva dal fatto che fino a quando mi sento a posto con la mia coscienza, fino a quando sono convinto di aver dato un contributo alla mia città, io proverò a spiegare quello che ho fatto assieme agli altri, proverò a farvelo capire, proverò a farvi capire che cosa c'è in giro, qual è la piattaforma politica che viene proposta a Mazzarino ora nelle amministrative del 2014, cioè proverò a farvi capire quale dovrebbe essere il meglio per questa città rispetto a Dasaro e al suo gruppo politico, quali sono le proposte, quali sono le cose vere scritte in quelle proposte, perché ripeto, fare la differenza si fa in questo modo, cioè fare la differenza non nasce di chi scrive meglio un programma. Se dobbiamo fare un momento concorrente su chi sa scrivere meglio un programma o sa fare un tema, certo forse io personalmente non sarei tra i primi, perché un sogno così bravo di italiano non lo sono stato mai così bravo, però è chiaro che tutto quello che viene scritto può essere bello da leggere, può essere bello da presentare in una pubblica piazza, può essere bello da dire magari nelle case quando si cerca il voto, ma è chiaro che non risponde alla verità. Amministrare non è lo stesso di fare la campagna elettorale o di scrivere delle cose che non si possono realizzare e che non si possono mantenere, no? Quando viene detto nel programma alcune cose non lo ricordo, e non è il caso di uscire un promemoria che avevo fatto, lo diremo nelle altre serate, ma quando viene scritto per esempio, mi ricordo quello, noi porteremo gli assistenti sociali di nuovo al comune di Mazzarino. E perché che li ha voluti togliere gli assistenti sociali? Cioè gli assistenti sociali non ci sono e non ci possono essere, perché nella pianta organica li abbiamo messi noi con una nostra delibera e sono lì, ma non ci possono essere perché il comune non può assumere, perché non ha le condizioni giuridiche e amministrative per assumere, perché supera il 50% della spesa corrente del bilancio per tutto il personale che ha, che già è in esubero rispetto a quello che invece dovrebbe avere. Questo bisogna capire, e bisogna capire, il personale lo capisca, non faccia orecchie da mercante, perché i primi a rischiare, ripeto, non fatevi illudere, dico e mi rivolgo agli ex precari, non fatevi illudere perché siete scontenti, perché il sindaco Dasaro non vi ha dato le ore integrative, non vi ha dato lo straordinario, non vi ha dato l'indennità aggiuntiva. Non vi illudete che questa è una cattiveria del sindaco Dasaro e chi verrà invece, come si faceva alla vecchia maniera, vi darà le ore integrative. No, e nemmeno nessuno si può permettere di dire che siccome passa la logica che lo stipendio è un diritto acquisito, per cui nelle ore ordinarie dello stipendio io non faccio niente, fermo e me ne vai perché me l'hanno a dare per forza lo stipendio. Giusto? Mentre si va a fare qualcosa o mi date lo straordinario, o mi date l'indennità chilometrica, o mi date le ore integrative. Non funziona così, non può funzionare più così. E allora se tutti non entriamo in quest'ottica, se l'apparato burocratico non entra in quest'ottica, ci saranno problemi, perché ripeto, anche il corpo burocratico e dei dipendenti che lavora per il servizio di nettezza urbana, che sia chiaro,
cioè i soldi che escono ai cittadini per la nettezza urbana è del 100%. Questo servizio è una parte dell'apparato impiegatizio, lavora perché i cittadini pagano la tassa, perché i cittadini pagano la TARSU, perché i cittadini pagano il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Se viene meno questo, se i cittadini non ce la fanno più, se noi non miglioriamo le cose, se noi non cerchiamo di tenere la tassa abbassata, ci andrà di mezzo anche l'apparato burocratico, ci andranno di mezzo anche gli stipendi. Allora non scherziamo con queste cose serie, cioè dobbiamo essere tutti impegnati e a noi abbiamo un ruolo, non me ne voglia nessuno. È facile che in questo momento si specula perché noi abbiamo fatto qualche taglio, noi abbiamo cercato di iniziare quello che già Renzi fa a livello nazionale e qua qualcuno ci specula per fare in modo magari che qualche impiegato vota qualche altro politico di questa campagna elettorale, ma non è così, perché io devo fare il mio dovere. Il mio dovere è quello di tutelare i cittadini vanno tutelati, gli impiegati comunali vanno tutelati, i dirigenti vanno tutelati, ma tutti vanno tutelati nel rispetto del ruolo, nel rispetto dei doveri di ognuno, perché il sacrificio non lo fa solo il cittadino, il sacrificio lo fanno tutti, il sacrificio si fa in tutti i settori, cioè non può esistere che questo comune perda anche se sono 17.000 euro. Noi abbiamo perso 17.000 euro di finanziamento per la superficialità dell'apparato burocratico, perché l'apparato burocratico non è riuscito a chiudere il procedimento amministrativo. Noi abbiamo perso un finanziamento fatto da noi, perché noi amministratori in questi 5 anni ci siamo più volte sostituiti all'apparato burocratico. Venga qualcuno qua e mi venga a smentire, cioè poi chi vi parla e chi è qua 1000 volte si è trovato a doversi scrivere le lettere che dovrebbero scrivere l'apparato burocratico, le risposte esterne che fa l'apparato burocratiero, le delibere le abbiamo fatte più noi delle volte per portarle in amministrazione, progetti falliti come quello di 17.000 euro perché devo fare uno sgarbo al sindaco d'Asti. Queste cose non possono succedere più e non succederanno, perché non c'è una cattiveria di questa amministrazione verso nessuno, c'è il fatto che chiunque va a amministrare in una condizione di difficoltà, e allora se si amministra in una situazione di difficoltà non si può prendere in giro nessuno. Va detta la verità, noi l'IRPEF non l'abbiamo messa perché volevamo aumentare le tasse ai cittadini per fare uno spettacolo in più, no, assolutamente no. Quando abbiamo fatto gli spettacoli o abbiamo avuto il finanziamento da parte di organi regionali e provinciali o se no abbiamo avuto il finanziamento delle nostre tasche, senza ombra di dubbio, ed è alla luce del sole, fatto nella massima trasparenza, per fare in modo di possibilmente dare anche un momento di sollievo ai cittadini e così in generale all'opinione pubblica che veramente ha sofferto e soffre di una condizione economica di disagio. Ripeto, non ho detto tutto quello che volevo dire, alla chiudo. Ci saranno altri momenti e ci saranno le 3 settimane per parlare di queste ed altre cose che magari stasera ho dimenticato e che entrerò nel vivo, cioè nel vivo perché voglio, così come ho sempre fatto, che qualcuno venga, smentisca e ci misuriamo, ci confrontiamo. Non dobbiamo fare polemica, ma le cose vanno dette come sono. Io tenterò di far capire ai cittadini quello che abbiamo fatto, io tenterò di far capire che io personalmente non vedo niente di così positivo rispetto a quello che abbiamo fatto noi e a quello che propongono gli altri. Vedete un po' voi, a me è difficile che mi si possa convincere, ripeto, 1000 errori l'avremmo fatti sicuro, anche di più, di meglio si può fare, non siamo sicuramente detentori di tutte le soluzioni, abbiamo lavorato, ma nessuno mi toglierà mai nella mente di sostenere con forza e coraggio, con piena convinzione, un sindaco come Vincenzo D'Asolo che ha messo l'anima nella sua attività amministrativa di questi anni, che non si è risparmiato per niente, che non ha risparmiato la sua famiglia, i componenti della sua famiglia,
che è stato qua dalla mattina alla sera dentro il comune, cioè sfido chiunque a ricordare un sindaco che dalla mattina alle 4 fino alla sera è stato sempre qua in prima linea cercando di difendere i suoi cittadini come meglio ha potuto. Un sindaco che non è sicuramente della nostra parte politica, un sindaco che dall'altra parte politica, il sindaco di Riesi, che lo ringrazio, assieme ad amici miei, con molta tranquillità, nella massima verità, dice io non sono, Vincenzo D'Asaro non è della mia parte politica, ma a me dice io non posso che fargli i migliori auguri affinché possa proseguire nella sua attività amministrativa, perché io non ho visto mai un uomo impegnato così in prima linea cercando di difendere, come si dice, con le mani ai piedi, cioè come meglio si può, la sua città e i suoi cittadini, dovunque. È stato presente ovunque ed è stato sempre presente per cercare, ripeto, di fare in modo che questo comune non andasse a questo punto. Grazie. Io non ho ascoltato cosa ha detto Danino, ma me lo immagino. Io cittadini e cittadine vi saluto e vi ringrazio di essere presenti in questa nuova seconda candidatura che mi accingo, anzi siamo già in gara. Io, prima di dirvi 4 parole, ringrazio veramente tutti coloro i quali in questi 5 anni mi sono stati al fianco. Giustamente Danino mi suggeriva, vengo da Radio Onda 2, dove ringrazio il dottore Bognanni, Paolo Bognanni, la dottoressa Concetta Santagati, dove stanno tentando di attivare una procedura, diciamo, di pubblicizzazione della campagna elettorale, sentendo i 6 candidati a sindaci. A loro io naturalmente auguro un buon lavoro, come auspico che lo auguro anche a me, come auspico che lo auguro anche a me. È stato un dibattito sereno, un pochettino aspro, ma naturalmente io ero al centro dell'attenzione perché sono il sindaco uscente, giustamente sono bersagliato da tutti i lati. Però, come diceva Danino, sfido chiunque a mettermi in discussione sul fatto che abbiamo trovato un ente, come diceva il dottore Marini, il nostro esperto Danino, in sofferenza sin dal 2006. In sofferenza sin dal 2006. Noi abbiamo ripreso portando il volontariato. Io ho avuto a mio fianco gente come il dottore Petralia come esperto all'inizio, consulenti a titolo gratuito. Mai l'amministrazione di Mazzarino aveva avuto persone che lavoravano quasi 24 ore a titolo gratuito. Sono stati 5 anni difficili perché proprio col mio insediamento è arrivata, diciamo, la parabola ascendente dei trasferimenti e proprio minuti fa l'assemblea dei sindaci siciliani, 390 sindaci, abbiamo stilato un documento che abbiamo consegnato al governatore. È un documento gravissimo, signori, però non per questo ci dobbiamo scoraggiare. È un documento dove purtroppo vede la regione siciliana in grossissime difficoltà e di conseguenza gli enti locali. Ci sono purtroppo 300 comuni e tra questi non ci siamo noi, grazie a Dio, non ci siamo noi, che sono a rischio dissesto. Noi invece abbiamo lavorato, come dicevo, a Palazzo Alberti, abbiamo gestito come se fosse casa mia, con laboriosità, massima economia, risparmio in tutti i lati. Ho messo mano, come diceva Danino, mano a portafoglio e ci ho comprovato una scopertura di 17.000 euro. Sicuramente l'ho dato ai bisognosi, non ho speso nulla per me né per la mia famiglia. Dicevo, ci sono 300 comuni a rischio dissesto, 163 che non si sa se riusciranno a pagare gli stipendi del mese di maggio, 41 in dissesto, 41 in codice, come dice il capo della sanità, in codice rosso sono. Per cui la situazione è allarmante. E ancora di più io mi sono sentito
Sapete la Catania che mi hanno detto? Ma sei pazzo? Ma come puoi ancora resistere e andare avanti? Io non posso abbandonare né la nave né la mia popolazione, devo stare al loro fianco, incoraggiarli, stimolarli, dargli una speranza. Un momento così grave forse si ricorda quello del dopoguerra, non ha importanza. Io se volete staremo assieme, uniti, come lo siamo stati in questi 5 anni. Anzi, le difficoltà non mi preoccupano, mi incoraggiano, mi stimolano. E sicuramente Tanino ha relazionato su quello che abbiamo fatto, non lo ripeto io dico solamente statemi vicino come lo siete stati in questi 5 anni. Abbiamo avuto difficoltà gravi e un riconoscimento c'è stato 2 mesi fa, questo ve lo voglio raccontare, gli altri riconoscimenti li dirò dopo. Quello sull'ospedale, Tanino, è importante. Abbiamo passato 5 anni brutti, le forze oscure che sono anche dentro l'ospedale, tuttora sono dentro l'ospedale. Per eliminarmi politicamente tentarono la sfiducia e non ci riuscirono. Non mi hanno fatto raggiungere gli indici d'attrazione, si dice, i numeri, per cui mi hanno presentato un documento che dovevo sottoscrivere, un documento dell'MCAO che io non ho firmato, e ho fatto un lavoro insieme a tutti e ringrazio anche i partiti politici. Abbiamo preparato un documento che abbiamo blindato l'ospedale di Mazzarino e lo hanno condiviso Barrafranca, Riesi, Butera, Sommatino e Deni, e li ringrazio. Per questo l'ospedale è blindato, però non è finita, perché tenteranno ancora di eliminarci politicamente per fare in modo che l'ospedale chiuda. Non è finita, per cui statemi vicino, perché non lo dobbiamo consentire quello che è avvenuto il 20 agosto del 2009, perché dopo quel caso grave dove un giovane ha perso la vita e tutti ce l'hanno sopra coscienza, io no, perché ho combattuto per far sì che dopo quel ragazzo ci sono stati più di 50 casi salvavita che sono state salvate. Ne cito uno a caso senza fare nome, quel ragazzino di 9 anni manciullato dalla fresa. Subito il dottore Bilardo, che ringrazio, lo nomino, una persona eccellente, tenuto più volte da solo, ha operato in condizioni difficili, più di 50 casi salvavita. Quel ragazzo gli è stata amputata la gamba, gli hanno aperto l'addome, gli hanno tolto la milza, lo hanno salvato, è vivo, sta crescendo come gli altri 50 casi. E sapete qual è stato? Quando 2 anni, vi racconto solo la sanità questa sera, poi parliamo di altre cose, rifiuti e quant'altro, solo la sanità questa sera, me lo dovete permettere, perché sono 5 anni che soffro 24 su 24 ore, non mi sono risparmiato su niente. Come dicevo 2 mesi fa, nella conferenza dei sindaci, il vice sindaco di Gela, dottor Fortunato Ferracane, sapete cosa ha fatto quando il commissario straordinario dell'ASP, dottor Giorgio Santonocito, ci ha presentato la bozza di programmazione sanitaria 2014-2016? E sapete cosa conteneva quella bozza 2014-2016? Ospedali riuniti di Gela, di Scemi e Mazzarino, ospedali riuniti di Caltanissetta, San Cataldo e Mussomeli. Gli ha detto, rivolgendosi al presidente della conferenza dei sindaci, dottor Michele Campini, sindaco di Caltanissetta: ti ricordi 2 anni fa quando picchiaste per pazzo a Vincenzo D'Asaro, quando propose gli ospedali riuniti? Ti ricordi? Oggi il governatore e l'assessore Borsellino, che ringrazio anche il governatore, l'ha fatto sua quella proposta, e oltre a salvare Misceni, che aveva firmato per l'MCAO, e qualcuno di Mazzarino ha raccolto le firme per far sì che rimanesse MCAO, non è passata. Il governatore, oltre a salvare questi piccoli presidi nostri, Mussomeli, Mazzarino e Miscemi, ha salvato altri 35 presidi ospedalieri della Sicilia, e questo io ne sono
orgoglioso perché io sono la comunità di Mazzarino, per cui è importante questo, è importante perché gli ospedali riuniti consentiranno a che Mazzarino vada avanti e garantisca il diritto alla sanità e alla salute non solo di Mazzarino ma di Barrafranca, di Riesi, Butera, Sommatino e Tene. Questa è la cosa più importante che abbiamo fatto e tentati che abbiamo fatto, per cui io, come sapete, sono qui se volete e sono certo che lo volete, e mi rivolgo soprattutto al mio popolo, al popolo di Mazzarino, che sa che io sono un figlio di contadino. Ho lavorato in polizia 38 anni, ora sono qui e sono felice, sono fiero, non sento la stanchezza quando lavoro per la mia comunità, non la sento. Per cui, signori, se non volete che ritornino i vecchi che hanno governato per 40 anni, noi abbiamo trovato solo debiti, abbiamo cercato di sanare un bilancio, il Consiglio non ce l'ha permesso, avevamo fatto una programmazione per saltare i debiti, 80.000 euro nel 2013 e 400.000 euro, se non sbaglio, per il 2014, non ce l'ha permesso e hanno fatto sì che il bilancio venisse approvato a marzo e esecutivo a metà aprile. Quindi, vedete qua, siamo a scuola, sapete perché? Perché non hanno approvato il bilancio. Siamo ancora senza manutenzione di illuminazione, non si può cambiare la lampadina ancora, non si può cambiare una lampadina perché il Consiglio sono diventato il loro ostaggio, perché non hanno condiviso la politica del fare, e solo per avere qualcuno, qualche incarico, ma se il Signore è grande sa valutare, perché è sull'occhio di tutti chi mi ha lasciato strada facendo, per quale motivo l'ha fatto, non c'è bisogno che lo dico io, e lo vedete tutti quelli che mi hanno tra virgolette lasciato, però io sono andato avanti, abbiamo fatto grandi progetti che Danilo sicuramente ha detto, non lo ripeto perché siete all'indietro, ma concludo ringraziando soprattutto chi ha creduto e continua a credere in me, chiedendomi di ripropormi di nuovo per altri 5 anni. 60 anni hai, guarda. Perché questo è importante, vuol dire che credono in me, nella mia serietà, onestà, correttezza, legalità e tutto quello che volete, credo. Poi essere loro qui presenti, voi che siete giù, ringrazio i 60 candidati che ora scenderanno con me nell'arena, perché si dovrà lottare e sarà una sfida ardua, difficile, ma credeteci come ci credo io. E ringrazio soprattutto, importante Daniele, abbiamo il più alto numero di donne, 25 donne abbiamo in lista, è importante, le donne in questa passata legislatura hanno dato un contributo encomiabile, la firma nello stesso senso, che noi uomini non la vivono, e io non finirò mai di ringraziare, per cui